scena tragica mentre si recita senti cantare. Napoli, 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 acqua fresca chi sapeva. Papo pica una voce una stesa, e maestra che vonna fa spesa, una carretta che tiene campagna, lo accompagna per tutta la città. Accompagna tutta la città. Mona sciassa con rossa e con gialla, sa presente qua musica io balla, pazzariella e chi stomaca avanza, volta e scansa che folla si fa. Oddio, che strade Napoli, che sta solo palcoscenica. Oddio, che gente Napoli, che sta solo palcoscenica. Su scena comica, su scena tragica, mentre si recita, senti canta. Napoli, 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 acqua fresca chi sapeva. Quando viga s'appare una festa, a sorruto varrili a canesta, come arrivano gli orme stranieri che si vede correre, correre. Carolina si scippa con rosa, e l'insista ma che sta gelosa, fanno qua cangano rigore, sti due sore sono fuori morire. Queste sono palcosceniche, vuol dire che la gente Napoli che sono palcosceniche. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita senti cantare. Napoli, 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 acqua fresca chi sapeva. Prendi questa, va? Dovrebbe andarti. Perfetto, il nero midoro. Ma dove l'hai preso tutta sta roba? Fa parte del corredo della mia sorellina Lucia, quando ancora amava la vita, quando si divertiva. Adesso, con la sua mania degli orfanelli, non ha più tempo per farlo. Per me non ha mai capito niente. Ehi, Frank, guarda che meraviglia. Non trovi che le mie gambe sono più belle di quelle della Loren? Fai più schifo tu che un cesso di caserma. Che impertinente. Avanti, mettila, fai presto. E aggiustati sta roba. Hai cambiato le targhe alla macchina? Sì, aspettavo te. Non perdiamo altro tempo. Andiamo. Se non ci sbrighiamo non troveremo più nessuno lì. E non ci capiterà più di trovare tanti ricconi tutti insieme. Non possiamo perdere questa occasione. Vi assicuro che stanotte faremo uno dei più bei colpi della nostra carriera. Signor accomodati, grazie, grazie. Arrivederci. Subito vengo, signorina. Sì, sì, subito vengo. Buonanotte. Grazie. Andiamo. Grazie, grazie, vai. Buonanotte. Ed ora, signori, una delle più belle, anzi delle più splendide voci di Napoli in America. Ecco a voi Tony, il Grande.
bacio dolce questa bocca, ti parli o desideri e tutte due, lasciami cadere in questa oscurità. Non capisco niente, ecco che bella signora stringo da me, lo sfoglio ingiusto sienta che dormiente, e sto momento che ci fa impazzire. Scusate, don Gennaro, vi trattenete ancora molto? Sì, ancora una mezz'oretta. Sono andati via tutti? Sì, è rimasta solo Maria che sta aspettando a Michele. Ma dai un'ultima controllata mentre io telefono a mio fratello in America, poi me ne vado. Vabbè, buonanotte, don Gennaro. Io sono Teremoti Gennarini, per gli amici detti i re del tango. Ehi, olè, ehi. Poi per le bambole volete venire a farvi un casché con me? E dove? A casa mia. A fare da sostituta alla mia signora. Perché la tua signora arrosta. E quell'ingrata è andata a fare compagnia al compare che soffre di insonnia. E a me mi ha lasciato sole. No, venite però, passeremo una splendida notte d'amore. Purtroppo abbiamo già un impegno. Un'altra volta, amore, eh? Ma siete nuovi di qui? Sì, perché io non vi ho mai visto. Sì, ma siamo di passaggio. Noi, sai, frequentiamo solo l'alta società, perciò... Gesù, Gesù. Ma vi siete guardati dentro lo specchio tutte e due, quando facete schifo? Sì, sei bello tu, sei bello. Si è messo paura anche il bambino, sì, guarda che qua. facci meloso. Squaglio, ma tu ancora qua stai? Ma che stai aspettando? No, niente, ma me ne vado. Salva tu, ma è tardi, perché non te ne va a casa? Veramente volevo salutare il signor Gennaro. Ma don Gennaro farà tardi, vuoi che ti accompagni io? No, grazie, vado da sola. Non vi preoccupate. Buonanotte. Vabbè, buonanotte, state a corte, eh? State attenti, a Maronna vi accompagni, adi piano piano.
montate. Tony, e come al solito mi fa piacere sentirti. Dimmi, hai deciso per la tournée? Verrai anche a Napoli, è vero? Mi dispiace, Gennà, ma Napoli non è incluso nella mia tournée. In Europa ci verrò ugualmente e canterò a Monaco, Berlino, Parigi, ma non in Italia. Ah, Tony, ascolta, ho rivisto Lucia dopo tutti questi anni. Sì, l'ho incontrata per caso, è sciupata, sai. Mi ha raccontato tutta la sua storia. Non è più la ragazza di prima. Mi ha detto che ha lasciato la sua casa, il padre, per trasferirsi in un istituto di orfani e ha intenzione di dedicarsi solamente a loro. E non si è sposato? No, da quello che ho capito, credo che non ne abbia proprio intenzione. Ma la vera ragione qual è? Te l'ha detto. Pare che la sua vita fosse diventata impossibile per colpa della matrigna e del fratellastro. Quello le rende la vita difficile, l'altro continua a sfruttare il patrigno in maniera vergognosa e Lucia non ce l'ha fatta più. Lucia, la ragazza ricca che non poteva sposare un cantante squattrinato. Io l'amavo tanto. Ma oggi mi rendo conto che per lei era solo un gioco. Porca puttana, quel maledetto guasto proprio non ci voleva. Adesso nemmeno le barchette possiamo fare. Sono andati via tutti. Per fortuna c'è rimasto il proprietario. Mi sono informato. Ogni sabato telefona in America. Parla con suo fratello, credo. Beh, ma allora è tutto molto più semplice. Solo che ci dovremo accontentare dell'incasso. Comunque ricordatevi che siamo qui per una rapina. Andate, occhi aperti. Buonasera. Ma voi chi siete? Non vedi, siamo delle clienti. Ma è tardi. Il locale ormai è chiuso. Aspettate un momento, chiamo il padrone. Lascia stare, ci vado io. Senta, ma dove... Ah! Ma che sta succedendo? Presto, dove sei? Tira fuori tutti i soldi che hai e fa presto. Pronto? Pronto, centralino, pronto. Sbrigati, smetto. Attento a quello che fai, eh? Gennaro, pronto? Ma che razza di uomo sei? Rispondi. Solo un uomo di merda può nascondersi dietro una parrucca. L'hai ammazzato. Che bisogno c'era? E che potevo fare? Sono stato costretto. Abbiamo lottato. Hai visto anche tu, no? Mi è caduta la parrucca e mi ha riconosciuto. E della ragazza? Cosa ne facciamo? Non ti rendi conto che bisogna uccidere pure lei? Imbecille, adesso cosa ne facciamo? Stai calmo. La ragazza ci serve viva. Domani sarà lei stessa a dire alla polizia di aver visto entrare dei travestiti. Andiamocene presto.
Mari, che è successo? Gennaro, vai da Gennaro, fa presto. Genna, oddio. Pronto, Genna? Genna, sei tu? Gennaro, rispondi. Ma cosa è successo, Gennaro? No, non sono Gennaro, Tony, sono Michele. Ma cosa è successo? Dov'è mio fratello? Tuo fratello, Tony, devi venire subito a Napoli. Nonno Andrea! Nonno! Salvatore, dove sei stato? Tutta la notte fuori. Mi hai fatto stare in pensiero. Mi sono addormentato su un prato. Salvatore, non dire bugie. Dove sei stato? No, mi sono messo a fare il guardamacchina fuori all night. E quelli chiudevano tardi, sai. E allora, se tu vedessi quanti signori e che signore. Vorrei quanti soldati guadagnati. Guarda quanta soldi, guarda. Ma dimmo no, perché certi uomini portano la parrucca? Ecco, vedi Salvatore, oggi il mondo è diventato un circo equestre. Ci sono più pagliacci che spettatori. Nonno, ma quelli erano vestiti da donna e portavano la parrucca. Io l'ho visti bene. Beh, allora erano dei travestiti. Dei femminili, hai capito? Salvatore, figlio mio, dimmi, ma che cosa ti tormenta? Ma perché non ce ne andiamo lontano da qui? Beh, se siamo rimasti qui a Napoli c'è una ragione, no? Io la so la ragione. Tu speri che un giorno possa ritrovare i miei genitori. Ma stanotte, mentre guardavo le stelle, mi sono domandato perché, se tanti anni fa i miei genitori non mi hanno voluto, perché io adesso li dovrei cercare. Non mi volevano allora e non mi vorranno neanche oggi. È giusto quello che dici, ma tu tante cose non le sai. Quali cose? Salvatore. Tua madre, la tua madre vera, sa soltanto che tu sei morto poche ore dopo che sei venuto al mondo. Vedi, Salvatore, è ora che tu sappia la verità. L'unico parente tuo che ho conosciuto, tua nonna, l'ho vista l'ultima volta 8 anni fa. Salvatore, non piangere. Beh, tu mi devi perdonare, io sono un uomo. Non riesco a capirti come una mamma che tiene fame. Adesso ti do un po' di latte, Ecco. No, questo è il vuoto. Ma facciamo un po' di acqua e zucchero. Posso entrare? E lei? Prego, si accomodi. Dov'è tua moglie? È morta 6 giorni fa. Questo mi dispiace. Un'infezione, purtroppo. Cos'è quel tatuaggio sulla spalla del bambino? Niente di importante. Un segno di riconoscimento. Io sono zingaro e noi zingari siamo nomadi. Giriamo il mondo. Potrei perderlo. Ascoltami. Secondo gli accordi che presi con tua moglie, questo bambino doveva scomparire e invece è ancora qui. Tua moglie per tutti questi anni mi ha sempre ricattata. Adesso che lei non c'è più, voglio sperare che tu mi lascerai in pace. Aspettate. Venite a Villa, sti soldi non mi servono. Lo so, nelle mie condizioni a Salvatore non gli posso offrire molto, ma finché ci sarò io, non gli mancherà un tozzo di ferro. Di questi soldi non avevamo bisogno. Ecco, Salvatore. Questa è la verità. E quindi erano travestiti, tutti e due. Lei non ha alcun dubbio? No,
No, nessun dubbio. Qua dentro ne capitano tanti. E poi io sono una donna. E le donne vere le so riconoscere. Erano travestiti. Sareste in grado di riconoscere almeno le voci. Hanno parlato? Uno solo, ma poche parole. Poi mi hanno colpita e non ricordo più niente. Quando sono arrivati io era ancora svenuto. E Gennaro? Ma l'Esposito rimaneva sempre solo, fino a tarda notte, con l'incasso della giornata? No, si va via tutti insieme, quasi sempre. Solo che tutti i sabati gli telefona il fratello dall'America. E ieri sera la telefonata non era ancora arrivata. Ha altri parenti qui? No, qui no. Eravamo i suoi soli amici. Ho capito. Bisognerà avvisare il fratello. Già fatto. Gli ho già parlato, commissario. Arriverà appena possibile. Deve disdire degli impegni. È un famoso cantante. In America è molto quotato. Ma da quanto tempo manca da Napoli? Sono 10 anni. Se ne andò per una delusione d'amore e fu la sua fortuna. Ed ora questa disgrazia. Povero Gennaro. Caroli, adesso ti accompagno a casa. E ricordati che domani arriva il fratello del povero Don Gennaro, E se a tuo signore non gli piace come io cucino, di poco posso fare. Non ti preoccupare per questo. Quelli abituati con tutte quelle papocce che cucinano gli americani, che già fanno. E poi chi le parla pure americano, io non lo capisco. E ti faccio io da interprete, va bene? No, io mi già preoccupato. A proposito, io vi volevo domandare una cosa. Che altro c'è? È vero che questo signor Antonio in America abitava al 776° piano? E come no, stava 3 piani prima del paradiso. Vero. Allora stiamo purgatorio. Poi io dicevo, io l'ho sempre pensato sto fatto. Ora ce ne cagno vero. Voi che siete stati sempre vicino a Gennaro, non avete un'idea di chi l'avrebbe potuto uccidere? Non sapete se avesse qualche nemico? Da quanto mi risulta, tuo fratello Gennaro non aveva nemici. Era un uomo molto buono. In questi ultimi tempi, non ha avuto qualche richiesta da parte di qualche banda di estorsori? Noi non ne sappiamo niente. Comunque, non ti preoccupare. La polizia sta già facendo le sue indagini. E vedrai che prima o poi riuscirà ad assicurare alla giustizia i colpevoli. La giustizia è bella quando la si fa con le proprie mani, hai capito? Scusa, Michele, ti dispiacerebbe accompagnarmi al cimitero prima di andare a casa? Andremo domani. Immagino che adesso sarai stanco e penso che avrai bisogno di riposare. Non riposerò mai, fino a quando non avrò trovato gli assassini di mio fratello. Ciao, Frank. Ci vediamo tra un'ora. Al solito posto. Ciao. Con chi stavi parlando? Con Frank. Ah, ancora quel poco di buono. Continua a non ascoltare i miei consigli e vedrai che un giorno ti ritroverai male. Nessuna traccia degli assassini del proprietario del Night. La polizia indaga nel mondo dei travestiti. E tu, mamma, cosa ne pensi? Che sarebbe ora di finirla con questi malviventi. Io li manderei tutti a morte. Proprio tu, mamma, parli di morte? Che cosa vuoi dire? Dove vuoi arrivare? Al figlio di Lucia, vero? È questo che vuoi dire? Ma ricordati che se ho fatto quello che ho fatto, l'ho fatto solo per te. Dovrei ringraziarti, mamma. E invece no, perché tu mi hai viziato troppo. Pensavi di farmi del bene, certo. Ma dimmi, cosa mi ritrovo io oggi? Niente. Mettila, Piero. Non sono stata io ad insegnarti la vita che fai. Io la soluzione l'avevo trovata ed era la migliore per tutti. Avrei voluto che tu avessi sposato quella santarellina di Lucia. E invece non l'hai fatto. Lucia non mi amava. E se mi avesse voluto soltanto un po' di bene, l'avrei sposata. Anche sapendo che aveva avuto un figlio da un altro. Veramente? Poverino. Ma una donna non si conquista cercando di abusarne come hai tentato tante volte di fare tu con Lucia. Tu l'hai esasperata.
Ed è per colpa tua che è andata via e si è rinchiusa in un orfanotrofio. Vedessi com'è ridicola in mezzo a quegli orfanelli. Intanto ho sentito dire che arriverà domani l'ex fidanzato dall'America. Di chi stai parlando, mamma? Di Tony, il fratello del proprietario del Night. Del padre del bambino di Lucia. Speriamo solo che non rinasca il grande amore. Mamma, guarda che se tu vuoi, Lucia può anche scomparire, come il figlio. Giro e qua mi fanno correre, c'è sta una persona che vi desidera. Falla entrare. È già trasuta. Tony, come stai? Che piacere vederti. Anche a me fa piacere. Quanto tempo, eh? E intanto ti devo fare subito un rimprovero. Sono 2 giorni che sei arrivato e ti fai vedere solo adesso. Sì, sì, hai ragione. Ma tu capisci la disgrazia di mio fratello. E come? Non lo so. E ti dico che le indagini saranno difficili, perché quelli non fanno parte della malavita. E secondo me non sono nemmeno travestiti. Ciro, tu mi devi aiutare. Io devo trovare gli assassini. Non ti preoccupare, ti aiuterò. Sei stata al commissariato? Sì, ma credo che nemmeno loro siano convinti del fatto dei travestiti. Quelli travestiti guadagnano soldi a palate. Fanno 1000 mestieri e tengono i posti migliori. Perché hanno a fare certi rapine? Una cosa non mi convince, è il perché sono arrivati così tardi, quando tutti se n'erano già andati. Questo non lo so. Io so solamente che mio fratello stava parlando con me come tutti i sabati. E poi la comunicazione si è interrotta improvvisamente. Ussacci, so tutto. Ma stai tranquillo. Li troveremo quei delinquenti. Li troveremo. Lo spero. Resti con noi stasera. Ti ringrazio, ma non posso, devo andare. Ci vediamo domani, ok? Ok. Almeno però guardati il mio nuovo pupillo e dimmi che ne pensi. Ma certo, vai, con piacere. Vai. Bravo, eh? Sì. Sì. Portalucci, vai a prendere 14 caffè, 3 birre, 2 cappuccini e un po' di minerale, va? Tutto qua. Allora, te la già scrivere. Ma se non sacci leggere, che mo scrivi d'appa? Va a fanculo. Sarò via 2 mesi, domani parto con i bambini per la colonia estiva. Lucia, vedi, gli anni passano e incominciano a pesarmi. Il cuore continua a fare i capricci e tu ti ostini a non ascoltarmi. Ma io non t'ho mai trascurato, vengo sempre a farti visita. Quasi da estranea, Lucia. Credimi, ho tanto bisogno di averti vicina, di vederti felice, ecco. Ma io sono felice, tra quei bambini ho ritrovato la mia serenità. Non ti credo. Ma devi credermi. E pensare che ho speso tutta la vita per te, che ho lavorato notte e giorno per vederti felice, vederti sposa, e tu come mi ripaghi? Avrei voluto sposarmi. L'uomo che poteva rendermi felice l'avevo trovato. Ma voi non avete voluto. Quello era un pezzente. Ma dai, anche tu eri un contadino. Lucia, tutto questo non ha più importanza. Ricordati che questa è casa tua. Lo era fino a quando era viva mamma. Adesso non lo è più. Ma cosa dici? Quella donna non è degna di starti vicino. Tu non l'hai mai potuta sopportare. Tu l'hai sempre odiata. L'ho sempre rispettata per amor tuo. Arrivederci, papà. È inconcepibile che tu, bella, ricca, con tanti uomini che farebbero carte false per sposarti, ti chiudi in un orfanotrofio per accudire a dei figli di puttana.